Presidente, il discorso, signori, no, dico il discorso. Presidente, lo esplora in quel processo. Sotto il profilo della pertinenza, dubbi non ce n'è, già è stata risolta la questione in relazione all'opposizione dell'avvocatessa Danna, cioè la pertinenza. Il discorso è solo quando vengono fatti nomi che sono estranei. Questi nominativi si possono trovare in tre situazioni diverse. Uno, essere persone del tutto ignote, almeno a noi, completamente estranee a qualsiasi processo. Possono essere imputati in questo processo, oppure possono essere in quella situazione particolarissima in cui si viene a trovare una persona che è imputata in un altro processo. Per la persona che è completamente estranea, il pubblico ministero può iniziare in qualsiasi momento l'azione penale e quindi le dichiarazioni che fa il teste possono essere utilizzate a quel fine. Per quelle che sono imputate nel presente processo, e mi riferisco alla eccezione poco fa dell'avvocatessa Danna, non c'è nessuna lesione di garanzia perché sono assistite in questo processo, ci sono i difensori. L'unico profilo di problematico in ordine a questo tema mi pare che si riferisca proprio a quelle persone che sono imputate in procedimento diverso, perché in questa fase qui non sono assistite, e solo questo è il problema. Quindi che il pubblico ministero voglia esplorare, tiriamo le conseguenze del discorso, voglia esplorare questo tema, no, lo può fare tranquillamente perché attiene sempre al tema del 416 bis per i nostri imputati che sono rappresentati e difesi in questa Aula. Se il teste fa riferimento a persone che non sono imputate in altri processi, la cosa non ci riguarda nemmeno perché si difenderanno quando inizierà un processo. Quando deve fare riferimento a persone che sono imputate nell'altro processo, e per parlarci chiaro, l'onorevole Salvandò, il discorso si ferma, la domanda non è più ammissibile, o se c'è una dichiarazione che viene fatta in questa sede è inutilizzabile, sia nell'altro processo, lì la sorte poi la vedrà il giudice, ma è inutilizzabile ai nostri fini. Presidente. Quindi, dopo questo chiarimento, spero di essere stato chiaro, e dopo questo chiarimento il pubblico ministero veda come si può governare. Io dico, prendo atto di quello che lei dice e onestamente devo dire che è solo accidentalmente che io mi trovo qui e che sia difensore. Trovo però tuttavia indispensabile che lei valuti anche altre considerazioni, perché il teste, nel momento in cui i pubblici ministeri decidono di esplorare in quotation questo campo, che a mio avviso, insisto col dire, mi opporrò sempre per tutta la durata del processo, e lei dirà che è un campo che può essere esplorato per vedere... No, voglio dire, mi scusi se lo interrompo, incidentalmente voglio dire che se dovesse essere introdotta l'associazione qui finalizzata al fine degli stupri, non ci sarebbe nessun divieto, secondo la mia opinione. Però lo dovremmo sapere, lo spessore dell'associazione. Io intendo dire che solo per accidente noi sappiamo che un determinato nome, e io mi sono opposto, è imputato in un altro processo. Il teste o i testi potranno fare nomi di persone assenti, le quali certamente trarranno svantaggio non essendo qui, potranno essere imputati in altri reati e quindi iniquamente, senza l'assistenza del difensore e in violazione dei diritti di difesa, si continuerà poi a utilizzare queste dichiarazioni che trasmigreranno in altri processi. Quindi in altri processi. Quindi io ritengo che dovremmo un po' ricondurci a quella che è, io credo, che avrebbe dovuto essere nel regno di Thule dell'ottobre 89 questo nuovo processo in cui la prova si formava al dibattimento, in cui non potevano portarsi carte, eccetera. Siccome tutti questi bubboni sono interpretati, io penso che se cediamo tutti così dal punto di vista del buon andamento della giustizia, una regolata. Grazie.
Infatti è questo che ho raccomandato, più in là della raccomandazione non posso andare. Signor Presidente, se mi consente vorrei fare qualche altra osservazione. Mi rendo conto del problema dell'avvocato, parlava della trasmigrazione del verbale in altro processo, tuttavia anche in quel processo la difesa potrà in ogni caso avvalersi dei mezzi a sua disposizione per reagire, diciamo, a quella prospettiva del pubblico ministero in quel caso. Però, signor Presidente, non possiamo fare una differenza a seconda se si nomina il signor, per dire, Pappalardo Salvatore o il signor Salvandò, tenendo conto che la valenza di un'organizzazione malavitosa e la potenza, il potere di insinuarsi nel tessuto politico-sociale della nostra società è diverso a seconda che abbia o meno raggiunto accordi con questo o quell'altro politico, e fra l'altro occorre valutare, e questo è bene farlo sapere alla Corte, la credibilità del teste, che va esplorata per tutte le dichiarazioni rese, come più volte la Corte ha segnalato, anche con l'ordinanza che in buona sostanza imponeva al pubblico ministero il deposito dei verbali, proprio per consentire il massimo della discovery e poter valutare in ogni sede, in ogni circostanza, la credibilità del teste stesso, cosa che è certamente importante laddove in questo processo si dovrà poi dire e scrivere in sentenza se il signor Litrico è credibile, se è credibile a metà o per parte. Mi scusi il pubblico ministero, no, voglio mettere un punto fermo. Io penso che dobbiamo fare processo penale, questo è un discorso di politica criminale. Io sono esterrefatto. Lei lasci perdere. Il discorso che faccio io è questo: noi non potremmo dire in una sentenza che il clan di Pulvirenti Giuseppe, perché di questo si è parlato, si era messo d'accordo con l'organizzazione dell'onorevole Salvandò. Non lo possiamo dire neanche così incidentalmente, dal momento che pende un procedimento penale volto all'accertamento di questo fatto. È tutto lì il discorso, è un discorso poi di utilità pratica di quello che andiamo facendo. Ecco, questo è il mio punto di vista. Perché andremo, se non c'è un procedimento volto alla formazione di un giudicato, e allora si può dire tutto quello che si vuole, ma se c'è un procedimento che ha quella funzione, in questa sede noi non possiamo dire cose diverse, né cose diverse né cose uguali. E quindi sotto il profilo della utilità della domanda, della risposta, eccetera, della utilizzazione, che poi si ridonda in un problema di utilizzazione. Dico, sono precisazioni, questo io preciso il mio pensiero, poi il pubblico ministero, e posso fare solo le raccomandazioni, perché una volta che io dico che il tema è quello che la domanda è pertinente, la domanda di per sé è ammissibile, vede il pubblico ministero di regolarsi di conseguenza. Allora, come seppe, signor Litrico, delle indicazioni del Malfasotto come lei l'ha indicato? Ho saputo C'è opposizione, Presidente. Domande ammissibili. Quindi sono venuto a conoscenza praticamente, e perché me l'ha detto Foti Vincenzo e Foti Claudio, mi hanno detto, dice, possono anche mio fratello, che faceva parte al gruppo del Malfasotto, dice può fare pochissimo, in quanto praticamente nelle specie al villaggio Dusmet, dove loro abitavano, praticamente si voterà solo il Partito Socialista, e quindi quelli erano vicini alla corrente dell'onorevole Salvandò. E difatti, controllando le sezioni, abbiamo preso un altri pochissimi voti, mentre non ricordo chi erano, Sancio o Fratantonio, che erano vicino all'onorevole Andò, hanno preso moltissimi suffragi. Signor Litrico, lei ha conosciuto l'onorevole Gunnella? Sì, signore. Ci può dire in che occasione? Io praticamente facevo parte del Partito Repubblicano,
però ero la corrente di l'onorevole Grillo, mentre Cunnella era faceva un'altra corrente a sé. Però in occasione praticamente della campagna elettorale, se ricordo bene, del 90-91, io conoscevo, perché nel nostro stesso partito, l'onorevole Alfio Pulvirenti, e l'onorevole Alfio Pulvirenti qua mi disse: sai, se mi puoi dare una mano, praticamente, ho detto: senti, io una mano, io siccome praticamente non ero più in buoni rapporti con Grillo, ho detto senz'altro. Allora lui mi portò a Palermo dall'onorevole Cunnella, e ho detto: io se ti posso dare praticamente una mano, senz'altro Alfio, io la cosa è tu mi paghi le spese che io dovrò affrontare per festa o per cose. Poi nelle more, diciamo, dopo questo incontro, prima non ricordo bene, ebbe a venire nella mia autoscuola la signora Lidia Blundo. Praticamente è venuto con Angelo, un signore che si è qualificato per Angelo Pulvirenti, imprenditore. Aveva bisogno del rinnovo della patente o del rilascio di altra documentazione, non ricordo bene. Allora la signora mi chiamò a parte, dice: questo è Angelo Pulvirenti, il fratello l'anno passato, è uno che conta, se tu hai bisogno della campagna elettorale so che sei là. Allora siamo andati nel mio ufficio di fronte all'autoscuola con Angelo Pulvirenti, che quindi Lidia Blundo, e dice che ti posso dare un sacco di voti, e qua te ne prendo 10.000, qua 5.000, qua 20.000, come ha detto, una serie di numeri impressionanti. Però alcuni giorni, praticamente una ventina di giorni prima della campagna elettorale, io ero sotto usura anche di un certo Andrea Ventura e Graziolo Salvatore. Praticamente mi hanno chiamato al telefono, non so, del cellulare o al telefono normale, che sale al Barietta, che tu dobbiamo parlare. Praticamente io ho saputo, non so se ho saputo, dice che hai avuto contatti con Angelo Pulvirenti, però tu non ci dare soldi, perché sono tutti i soldi che ci dai, sono tutti soldi persi, in quanto il gruppo del Mappassoto, tutti noi e anche il gruppo Santa Paola, dice, porta a morire il candidato dell'onorevole Andò. Io ci ho detto: senti, Alfio Pulvirenti è disposto anche in Cunnella anche a pagare di più di quelli che ti hanno dato praticamente, che ci hanno dato l'onorevole Andò. Dice: no, perché oltre che i soldi non ne danno abbastanza, noi abbiamo altri fori, praticamente in contropartita dovremmo avere dei fori molto grossi dall'onorevole Andò. Signor Litrico, lei poc'anzi ha parlato di pranzi o cene che si sono svolte con la presenza del Santa Paola nel ristorante La Costa Azzurra. Sì. Ecco, le chiedo, in quel periodo Santa Paola era latitante o era no, libero? No, non era latitante. Non era latitante. Lei sa da quanto tempo il Santa Paola è diventato latitante? Ho preso dalla stampa dall'82-83, non mi ricordo bene. Quindi quei pranzi o cene che siano si riferiscono ad un periodo in cui il Santa Paola non era latitante, dico bene? Esatto, signor. Lei ha avuto modo di incontrare durante la latitanza il Santa Paola? Una volta io l'ho visto di sfuggita nel cantiere, praticamente nel complesso, nel complesso dell'Asco, praticamente il Santa Paola e anche Mangione, che
poi ho conosciuto. Mangiorno chi? Mangiorno Francesco, credo che sia. Praticamente mi ha detto, ma questo mi è stato riferito da Spalminato, dice, non ho sentito. Mi è stato questo discorso, mi è stato riferito da Spalminato, sì. E mi ha detto, dice, dobbiamo affittare un appartamento a Carlo Abruzzese, il quale è il titolare della Nicchi Car, che si trova in piazza Europa, si trovava o si trova, non so se ora esiste ancora, che è cosa di Santa Paola, di Mangione, quindi è una cosa nostra e ci serve, dice, eventualmente per situazione di qualche latitante, eccetera. Come Abruzzese, che era una persona, diciamo, abbastanza credibile, abbiamo dato un appartamento, ricordo, se non ricordo male, nella palazzina B, se non ricordo male, questo abbiamo concesso in locazione, che poi non pagava, a me non mi ha pagato nessuno. Ecco, lei ricorda di averlo visto proprio in questa palazzina di Santa Paola? Sì. Ricorda l'occasione? No, io ci andavo spesso, ancora la costruzione, il lotto nord, il lotto sud di questa costruzione praticamente, e si doveva iniziare, quindi io ci andavo ogni tanto, qualche ora la mattina presto ci andavo ogni tanto, o al pomeriggio, perché seguivo anche le mie attività, quindi non seguivo tanto praticamente la costruzione. Lei poc'anzi ha parlato di tale Rosario Grillo come uno di quei personaggi che unitamente ad altri aveva fatto su di lei certe pressioni. Ci vuole dire se ha avuto modo già di conoscere in altre occasioni il Grillo e se ci sa indicare fatti specifici con riferimento a questo personaggio? No, praticamente io, come dicevo prima, io non facevo fronte, così annaspavo per pagare alla sorte capitale e l'usura all'Orre. L'Orre mi chiamò una volta, mi disse, senti, qua la situazione è gravissima, o tu paghi o sei morto, non c'è. Io ti presento, me ne scarico ogni responsabilità, ti do questo Saro Grillo, un omone robusto che veniva con una 164 Alfa Romeo, e dici, io non ti posso più salvare, non ti posso più coprire perché devi pagare, quindi stai attento a quello che fai. Lui passerà ogni sera dalla tua autoscuola, tu ogni sera devi dare una somma, o 100, o 500, o 1.000.000, ogni incasso che fai tutti li devi dare a lui, e procuri dei soldi perché devi estinguere tutto il debito. Io praticamente parte andai da altri usurai, praticamente da altre cose che poi sono state ad altri usurai, che ho fatto anche altre dichiarazioni, e tutto l'incasso che facevo, ero 500, ero 1.000.000, ogni sera verso le 6, 6 e mezzo passavo questo Grillo, posteggiava la macchina al lato sinistro della strada e sempre facendo minacce, cavalieri, i soldi ci vogliono, gridando con molte persone, c'erano un sacco, i miei dipendenti. Ecco, lei come ce lo sa descrivere? Ha detto un uomo robusto, sì, era un poi... po', diciamo, non pelato quasi, aveva non molti capelli, robusto, alto penso 1,70 m, ma molto robusto. Una voce molto rauca, più della mia forse. Io ricordo che ha portato anche la sorella, che ho fatto vendere la patente naturalmente gratis. La sorella come si chiamava? La sorella, non so, Grillo, non mi ricordo. Questo parlo 89-90. Lei sa se il Grillo ha altri fratelli? No, non conosco solo a lui, gli altri fratelli non li conosco. Ecco, se ce n'ha. Sa se svolge la qualche... sorella ci sapeva. So che lui, una volta mi ha detto che suo fratello faceva l'autotrasportatore, se non ricordo male. In che zona operasse lei? No, non lo so, dottore. Lei conosce Niccolò Maugeri?
Sì, signore. E vuole dirci in che occasione lo ha conosciuto? Sempre l'ho conosciuto tramite Spambinato, perché veniva praticamente in cantiere all'Asco. Qualche volta è venuto anche con Berletto Campanella, veniva spesso. Poi dopo alcuni anni che frequentavo ho saputo che l'avevano arrestato per il tentato furto alla Banca Commerciale Italiana. E poi l'ho rivisto, mi scusi, poi è venuto intorno all'89-90, è venuto col figlio, non mi ricordo come si chiama, che doveva conseguire la patente di categoria C. Naturalmente io non lo feci pagare, e praticamente, e so che lui faceva l'imprenditore edile, aveva delle scavatrici, l'imprenditore edile, aveva scavatrici, lavorava nel campo dell'edilizia, diciamo. Ecco, lei ha parlato di queste volte in cui ha visto il Maugeri nel cantiere assieme al Campanella. Si trattava di incontri casuali tra il Campanella e il Maugeri oppure no, sempre no. Venivano assieme? Cioè, ogni tanto l'ho visto assieme, ovviamente io ci stavo sempre, come stavo spamminato dalle 6 di mattina fino alla sera, qualche volta che ero là, quasi ogni giorno io ci andavo, però per qualche ora, quindi non le potevo, anche che ci andavano, io non, a volte me lo dicevo spamminato, dai, è venuto Carletto, è venuto Nicola. E tutto questo quanto avveniva credo fino all'82, anche 85-86 questo qua, credo, 85-86. Lei ha accennato, mi pare di ricordare, a Salvuccio Marchese. Sì. Ecco, in che occasione lo ha conosciuto Salvuccio Marchese? Ma lo conoscevo perché per prima, quando siamo andati la prima volta a pranzo alla Costa Azzurra con il nome, con le persone che ho menzionato, e c'era questo Salvuccio Marchese, che poi Salvuccio Marchese, sì, poi mi dissero che si chiamava Salvuccio Marchese, e quindi Carletto ed altri lo invitarono a sedersi al nostro tavolo, cosa che fece. Poi chiese a Spamminato, dice, sai, questo è amico dei Costanzo, è imparentato con i Costanzo, il braccialetto di Costanzo, e quindi quindi il nostro amico. Prego, dottore. Stava dicendo? No, poi ho saputo più in là che il Marchese si è messo in società col figlio del Spambinato e hanno fatto molti lavori a livello di Apritela, fate entrare un po' d'aria. Prosegue. Visto che se ne è andato con i suoi piedi, però perché di là è... Stavamo parlando di Salvuccio Marchese. Ora non so fino a che punto era andata la risposta Sì, io lo posso ricominciare. Sinteticamente. L'ho conosciuto alla
Ce lo state scrivere fisicamente? Come? Fisicamente ce lo state scrivere? Sì, era uno, almeno allora aveva i baffi, alto sul metro 72, 73, 75, sui 50 anni, so che poi è stato ammazzato un anno, 2 anni fa, non ricordo bene. Lei ha parlato più volte nell'udienza di oggi di Spampinato Giuseppe. Sì. Ho parlato più volte, mi scusi? Di Spampinato Giuseppe. Sì. Ecco, le chiedo, Sì. questo Spampinato Giuseppe dove abita? Praticamente lui originariamente abita in via Messina, in 539, non mi ricordo sicuro, e poi lui aveva fatto un ufficio e forse l'abitazione, ha comprato a San Giovanni della Punta un castello antico, e credo che ci avrebbe fatto, e ha fatto una costruzione adiacente praticamente a questo castello, e quindi lui c'ha un sacco di abitazioni, perché all'Asco ci abita anche il genero con la figlia. Le risulta se è stato imputato in procedimenti penali? Sì, in questa operazione Orsa Maggiore. Lei ha sentito parlare di una società finanziaria denominata Mafa? Ma sì, me ne parlò una volta, non so quando, 4 anni fa, se ricordo bene, Aiello Francesco, che poi dopo che io sono uscito dalla società, perché mi hanno pubblicato, per uscire dalla società Asco, perché avevano acquisito nelle more altri terreni, erano confinanti con la impresa Asco, 3 credo, hanno fatto delle grosse costruzioni. A me mi hanno escluso, quindi loro so che avevano costruzioni finanziarie, imprese di costruzione, la Etna, una decina. Infatti quando ci andavo a San Giovanni della Punta sui campanelli c'erano scritte alcune 9 società che ora non ricordo bene. Ecco, ma di questa, ritornando alla Mafa, ne ha sentito parlare da chi? Me ne parlò una volta Aiello Francesco. Lei sa dove ha sede la Mafa? Non mi ricordo, dottore, non lo so. Sa a chi fa riferimento come titolari, come soci? Io alla mano sapevano che praticamente Aiello credo che sia stato un po' il finanziere di Spampinato e del clan, non so, dei Santa Paola, però non mi sto ricordando in questo momento. Vabbè. La madre. A proposito di Campanella, ricorda quale attività il Campanella svolgesse? Se svolgevano attività? So che non svolgeva attività, io lo vedevo sempre da mezzogiorno in poi alla torrefazione dei Lorè, so che è parente dei Lorè. Lei conosce D'Agata Marcello? D'Agata Marcello l'ho visto qualche volta, praticamente io ero sotto usura di un certo Puglisi di Trecastagni, che praticamente era il protettore o il gestore, no il gestore, il protettore del ristorante o club, quello che si veste, dell'avvocato Penna, che si chiama L'Uliveto, Urivo, non mi ricordo bene, a Trecastagni. Cioè, non ho capito che Praticamente io ero sotto usura di un certo Pulvirenti e questo Puglisi Salvatore. E questo qui abitava a Trecastagni, e il quale, diciamo, lavorava, era il facchettore, era il protettore del ristorante dell'avvocato Penna,
Protettore che significa? Che protettore, io sapevo che lui praticamente era non il direttore, praticamente, che proteggeva praticamente questo ristorante o club, che quello che sia, e così non era soggetto a estorsione, perché la cosa interessava a Marcello D'Agata, cosa che poi fece, perché poi l'ho visto all'ex hotel Bonaccorsi, anche al Puglisi, che gestiva lei ha parlato di Puglisi chi? Puglisi Salvatore, che ho fatto dichiarazione, però non solo per quello motivo non è stato arrestato. Ma Puglisi Salvatore che? Si chiama, se lo dicono, Turi Ucapraro. È parente di Piero Puglisi? No. E questo... Credo di no, ma penso di no senz'altro. E dove abita? A Trecastagni. La via non me la ricordo, però esce sull'elenco telefonico. Ecco, ora non ho capito... Io ce l'ho, la via, ce l'ho. Non ho capito questo passaggio che porta ad Agata, però. Perché lui mi diceva, quando ero sotto soglia non potevo pagare, diverse volte mi ha sequestrato per 2 notti, 3 notti, a questo Oliveto, a questo ristorante, e successivamente all'hotel Bonaccorsi. E mi diceva che i soldi erano di Marcello D'Agata, e io ci dovevo dare i soldi perché mi avrebbero ammazzato. Anzi, dopo questo sequestro di persona, per circa 2 giorni, mi hanno ammazzato a botte naturalmente, eccetera, mi hanno picchiato abbastanza forte. Lui è un certo... Lui chi? È il Puglisi e il Caudullo, è un certo... Caudullo come? Caudullo, non mi ricordo, è un uomo alto. E questo è stato l'hotel Bonaccorsi, che loro gestivano poi. E ricordo che una volta è venuto a casa mia a Figarazza alle 6:30 di mattina, mi ha preso, mi ha portato al rifornimento di benzina di Ognina, dove c'è il motel Agip, e appunto mi ha picchiato, mi ha presentato a D'Agata, dice: tu ci devi dare questi soldi. Mi faccia capire, il Puglisi, questo Puglisi Salvatore... Puglisi diceva che i soldi erano di Marcello D'Agata. E lo ha presentato a Marcello D'Agata? Sì, signora. Davanti dove? Nello spiazzo? È il rifornimento del fratello del padre, non so di chi. Ma cioè all'interno oppure nello spiazzo? No, all'interno del bar praticamente. Lei poc'anzi ha parlato incidentalmente di tale Scarfidi. Sì. Ecco, ci sa dire chi era o chi è Scarfidi? Scarfili praticamente, Scarfili Stefano, Scarfili Stefano. Non lo so, ne ha parlato lei, per questo glielo sto chiedendo. Scarfili Stefano era praticamente, l'ho conosciuto sempre nella zona di Ognina, e praticamente quando... E poi lo Scarfili mi ha presentato Enzo Fode, e veniva diverse volte a casa mia, anzi mi hanno costretto ad affittare un appartamento, a dare praticamente in uso un appartamento che era di mia moglie in via Tre Mestieri, a Tre Mestieri teneva in via Carnazza, e per 2 o 3 anni l'ha tenuto, poi l'ho dovuto vendere per sanare il debito degli usurai, quindi, e se n'è andato. Lei ha conosciuto qualche parente di Campanella Calogero? Parente, sì, l'ho detto, la sorella che ha fatto l'atto pubblico, credo, se penso, mi ricordo bene, come ho detto prima, nell'89. Campanella Alfio lo conosce? Io conosco un cugino, praticamente, so che è cugino di Campanella, che faceva praticamente lo stagnino, e lo conosco, l'ho visto una volta che è venuto in occasione quando ho avuto l'estorsione al rifornimento di benzina, o 1 o 2 o 3 volte l'avrò visto. Non ho capito, e con chi era il Campanella Alfio? Ma il Campanella Alfio era... Non cioè, so se che ruolo... mi scusi, non so se si chiamava Alfio, so che era cugino di Campanella, però non so se... E che fa lo stagnino, l'idraulico? Sì, l'idraulico, esatto. Ecco, ma infatti io, siccome ho fatto un'altra costruzione con un certo porto, e quindi
ci ha fatto dei lavori di idraulico a questa palazzina, perché ce l'ha presentato anche un certo Romano Paolo che è il nipote di Porto a questo. Ecco, le voglio dire, lei ha accennato a questa estorsione, ha avuto un ruolo nell'estorsione oppure si trovava? Si è interessato anche lui quando ha subito l'estorsione, si è interessato, o meno dicevano di interessarsi. Praticamente hanno detto che non potevano fare più niente ormai, che con la squadra non si potevano mettere in lutto, e dice ora non ti daranno più disturbo e basta. Ha conosciuto Bosco Mario? Bosco Mario. Bosco? Sì. È un nome che le dice qualcosa? Bosco no, conoscevo solo uno che aveva un elementare o una macellaria di carne, solo questo qua basta. E lo ha conosciuto questa persona soltanto come titolare della... Sì, ci andavo diverse volte, ero cliente anzi, anche del Bosco, non ricordo di averlo conosciuto in altre occasioni. I fratelli Cesarotti? Cesarotti? Sì. Non signore, nemmeno. Non signore, non li conosco. Non li conosco. I fratelli Cristaldi? Venerando? Cristaldi sì, li conosco perché erano nella zona di Ognina. Io come dicevo prima sono nato, diciamo, e quasi cresciuto nella zona di Ognina. So che avevano un ingrosso di carni, la via non me la ricordo, comunque vicino di Aci Reale, nella zona di Ognina. E so che avevano anche una macelleria che poi hanno venduto, penso, nella piazza di Ognina. Io le conoscevo così da ragazzo, da 20 anni, 30 anni, però così ci scambiavamo praticamente buongiorno, buonasera. So però che erano molto, molto amici dello Spambinato, che lui di fatto mi chiamava Venerando qualche volta. Sa riferire fatti specifici su queste persone, oltre il fatto di essere... No, una volta sola, praticamente eravamo con Spambinato a Ognina, perché lui quando andava a casa a mangiare o la sera quando veniva dal cantiere passava sempre dalla zona di Ognina, Spambinato, che abitava là in via Messina, e quindi una volta eravamo con questo signor Cristaldi Venerando. L'altro fratello non mi ricordo come si chiama. Spambinato mi ha detto, sai, tu lo conosci? Sì, lo conosco. Questa è una persona molto, diciamo, è uno dei fidati di Nitto, e quindi ho detto sì, io lo conosco, no? Buongiorno, buonasera e basta, non abbiamo avuto più niente. È conosciuto Ercolano Giuseppe? Signora, qualche volta abbiamo conosciuto Ercolano Giuseppe, 2, 3, 4 volte, non molte volte. Cioè in che occasione lo ha visto? Ma una volta l'ho visto praticamente in cantiere, una volta credo che sia stato anche a cena, a pranzo o a cena, quando andavamo alla postazione, qualche volta in cantiere. So che mi risulta che alcuni box, alcuni garagli sono stati venduti, non so se a Colano Giuseppe o meno, perché praticamente non lo sono sicuro, perché alcuni ispiti ce l'avevamo tolti noi come praticamente i titolari e poi li rivendavamo e chi volevamo vendere noi. So però che con quelli che ci sono rimasti, veramente quando io ho venduto le azioni c'erano praticamente come capitale della società, c'erano 28 garage, poi ho delle piantine che a calligrafia del genere di Spambinato ci ho messo Ercolano in 2 garage. Io ce l'ho che li posso produrre eventualmente questi, perché il ragioniere, il commercialista e l'amministratore era tutto quasi il genero di Spambinato Bonaccorso Santorino. Ha conosciuto tale Galea Eugenio? Galea Eugenio? Non signore, non ricordo, dottore.
signor Litrico, i suoi figli hanno avuto problemi per assunzione di sostanze stupefacenti? Sì, signora, abbastanza. Vuol descrivere da quando... Le volevo chiedere, Sì. sa come si procuravano la sostanza stupefacente? Le sostanze stupefacenti se le procuravano praticamente rubando soldi a me naturalmente e andando a comprarsi la droga da tutti gli spacciatori che stavano a Catania. Rubavano, falsificavano assegni, uno al lavoro scuola, l'altro al rifornimento di benzina e purtroppo ho avuto grossissimi problemi. Lei, signor Litrico, si è attivato per cercare di impedire che i suoi figli proseguissero nell'assunzione di sostanze stupefacenti? Come no? Io sono andato sempre, io gliene parlavo anche, io ho parlato una volta a Carletto, a Spambinato stesso, cioè ho detto, senti Pippo, che dobbiamo fare? Andavo dai Vautani, tutti quelli che conoscevo sapevano che spacciavano. Una volta sono andato, praticamente li ho fatti trovare tutti i miei figli che si facevano e l'ho detto a un certo Maurizio Arturo e Dusso Riccardo. Praticavo, però era inseguire praticamente i mulini a vento perché gli spacciatori erano a migliaia, io ne potevo ammazzare qualcuno, che poi io lo vedevo, che vuole, anzi venivano a domandarmi i soldi e se non glieli davo, dice no, noi gliel'abbiamo dato la droga per lei, perché conosciamo lei può pagare, e chi ci hai dato? Carne, pesci, io potevo pagare in questo caso, non ci interessa, ci deve dare i soldi, e minacciavano. Lei ha conosciuto alcuni di questi spacciatori, signor Litrico? Sì, come? Venivano là a prendere la quota settimanale. E li può indicare quelli che venivano? Uno Zizzo Salvatore, un altro si chiama Stella, e un altro si chiama Giuliano, là è la zona di Picanello sempre. Perché si era rivolto al Campanella, signor Litrico? Siccome praticamente io sapevo lui come, diciamo, era un uomo che era rispettato secondo dagli ambienti mafiosi, però mi sono rivolto a lui per questo. Dice, ma che ci posso fare? No, non è che io posso fare qualcosa, io lo devo dire ai tuoi figli, li leghi e non li fai più uscire. Lei ha conosciuto il geometra Palmeri? Sì, signore. Ci può indicare in che occasione, signor Litrico? Il geometra Palmeri l'ho conosciuto, io ero molto amico ai clienti di suo fratello da circa 20-25 anni, che c'ha un'assicurazione in Corso Marte della Libertà, e si chiama l'Unione di Assicurazione dei Parì. E allora una volta lui, Giuseppe Palmeri, che è l'assicuratore, diciamo, quando io ero assessore al bilancio, mi disse che suo fratello mi voleva parlare perché al comune c'erano degli appalti concorsi per la realizzazione di 12 cottimi da circa 3-4 miliardi ciascuno. Allora lui venne nel mio ufficio, certo quello che vengo io, no, dice lo vengo a trovare io, e praticamente venne a trovarmi e parlavamo, ho detto senta, io non, siccome questi concorsi erano stati fatti dall'allora sindaco Altaguire, Ciccio Altaguire, Francesco Altaguire, e come assessore ai lavori pubblici c'era Scuderi Saretto, era il mio stesso partito. Veramente io lo presentai, ne parlai con lo Scuderi, io lo presentai e pare che la cosa, dice, non ti preoccupare, lui ci ha chiesto una tangente, non solo 4, 5%, 6%, e io la dovevano dividere fra tutti gli assessori, praticamente era la giunta dimissionaria quando sono subentrato io, quindi si erano fatto, come diceva Saretto Scuderi, o 12 a parte concorso, ogni assessore si gestiva il suo lavoro col 5, 6%, 4% di quello che potevano fare.
Il Palmeri l'ha sempre incontrato da solo, signor Litrico? No, una volta mi è venuto con un suo autista, dice lei che un autista era una persona, un giovane, sui 30 anni credo, molto robusto, alto, praticamente è venuto, poi mi disse, sai, io ci debbo, ingegnere, chi è questa persona? Io me l'ho notato, dice, praticamente Santa Paola che ha letto, dice, perché io da solo non posso camminare, che sono sotto protezione loro. Lo incontrai successivamente altre volte, anzi lo invitai una volta a casa mia, assieme alla signora e ai figli. Lei ha conosciuto Miceli Antonio? Micheli? Sì. Non Sì. io. Michele Antonio? Sì. No, Salvatore sì, di Chiara, usuraio. Ah, Michele, sì, aspetta, scusi. Michele è quello che parla che faceva i pasti alla USL 35. Se mi dice questo, sì, lo conosco. Lo incontrai diverse volte. In che occasione, Litrico? Veramente io diverse volte, quando vicepresidente era, quando avevamo l'appalto, diciamo, della USL 35, e lui era amico anche di Gioacchino Platania, perché lui mi diceva che prima Drago, praticamente, prima anzi Caragliano, che prima presidente era l'onorevole Caragliano, poi subentrò l'avvocato Strano, lui aveva già appalti per questi, e quindi scambiavamo qualche parola, e a volte questo Michele si lamentava, dice, io devo pagare le tangenti, poi devo pagare l'estorsione, poi devo pagare qua, dice, me ne vado a finire, dice, non è così, io posso andare più avanti. Non lo so, ho creduto di essere, so che pagava tangenti sicuro, me l'ha detto lui e poi me l'ha confermato anche Gioacchino Platania. Lei ha mai conosciuto tale Tuccio Salvatore? Tuccio? Non credo di vista, non l'ho sentito dire Tuccio, so che aveva un caseificio ad Aci Castello, anzi so, anzi posso ricordare solo questo, in occasione di una festa che ho fatto io, non so se è stato il Gangagnolo o un altro, mi ha detto, senti, siccome io compravo degli antipasti dei formaggi, dice andiamo a comprarlo lì, che lui è un amico nostro che ci fa degli sconti, e credo, siamo andati a comprare. Con mia conoscenza è solo questo. Litrico forse l'ha indicato, lo Stato non lo ricordo. Chi rilevò le sue quote nella società Asco? E il figlio di Spamminato, Maurizio. Lei sa se Francesco Aiello, da lei indicato, ebbe un ruolo all'interno di quella società? La società Asco? Sì? Praticamente sì, ebbe quando lo Spambinato, circa nel 86-87, perché devo andare un po' indietro, circa nel 1985, 84, 83 credo, allora lo Spambinato abbiamo trattato il terreno, un terreno limitrofo al Bruno, limitrofo all'Asco. Questo terreno Spambinato il primo mese, sai, lo facciamo assieme, ci diamo casomai appartamenti in Bermo, di cui se non paghiamo soldi contanti, non ci sono problemi, e praticamente questo prima non voleva vendere, poi tutto ad un tratto questo signor Bruno si è deciso di vendere, si è detto Pippo, allora un altro possiamo fare, ora facciamo magari un'altra società, no, dici dai, ti devo avvisare che purtroppo tu sei fuori dall'affare, perché io praticamente non ho tutti i mezzi, i soldi per poter affrontare questa costruzione, che lui, il signor Bruno, li vuole contanti i soldi,
e quindi tu praticamente gli ho detto io non è che ho soldi, c'ho qualche immobile che è rimasto dalla società, eventualmente possiamo dare in bemba, no? Quindi chi c'è Santa Paola che mi sovvenziona in quest'opera e c'è anche Aiello, mio compare Aiello, Francesco Aiello che mi sovvenziona. Così ho conosciuto Aiello non ricordo 84, 85, non ricordo bene. E anche questo discorso mi feci per un altro terreno, che limitrofo anche all'Asco, dalla parte nord, dove esisteva l'Asco, e quindi ci hanno fatto circa 1000-1500 anni. La stessa cosa mi hanno escluso, quindi io veramente per paura mi sono messo da parte. Signor Litrico, poc'anzi lei parlava del rapporto creditorio con l'Orre Sì. Filippo. Ricorda, e le chiedo, visto che uno dei suoi esercizi si è rifornito di caffè dal Sì, signor Lorre, questo rapporto creditorio sì. era in qualche modo incrementato da denaro che No. doveva corrispondere, mi lasci finire prima, Prego. che lei doveva in qualche modo corrispondere per la fornitura di caffè? Non signore, lo escludo completamente perché io avevo praticamente diversi conti correnti, uno lo utilizzavo esclusivamente per il bar e tabacchi, quindi io allora settimanalmente, ogni 10 giorni, firmavo gli assegni che ancora io posso produrre, che c'ho, oltre che le schede io ho tutti i pezzi degli assegni che io posso produrre, che erano forniture di 1,5 milioni a settimana, 1,7 milioni, quindi escluso enormi somme e non potevo mai andare indietro perché mi limitavo completamente a pagarle perché era lavoro, quindi lo incassavo, vendevo caffè e pagavo, non c'entravo completamente questo. Io posso indicare il numero anche del conto corrente sulla Banca Popolare Agricola di Ragusa, che ce l'ho anche questo, eventualmente. Signor Litrico, E c'ho tutti gli assegni, anche io le fotocopie che ho firmato l'Orrea ad altri usurari, tutte fotocopie e conti correnti, quindi non mi posso sbagliare sicuramente. Anche prego, dottore. signor Litrico, l'esercizio rifornito qual era? Il bar annesso al rifornimento? Sì, via Lodorico da Pordenone, 42. Chi era il titolare dell'esercizio, signor Ero Litrico? io, dottore, dal 1973 Fino a quando? e fino a quando sono stato dichiarato fallito nel 90, credo, che quando ho subito l'estorsione, che lì c'è stata tutta una situazione. Poi chi divenne titolare? Poi il titolare divenne praticamente divenne mia figlia e praticamente e poi il rifornimento l'hanno tolto, ho saputo ora, e ci hanno lasciato solo il bar e tabacchi. Abbiamo finito per il momento, Presidente. Prego, dottore. Allora, rimandiamo domattina per il controesame? Posso io, signor Presidente? Presidente, io. Proseguiamo? Alle 13, no, abbiamo detto. No. Prego. Domani mattina è l'ora stabilita, ore 13. Alle Presidente? 13. Senz'altro. Va bene. Signor Presidente, io devo fare soltanto 2 domande, posso ora? Sì. Grazie. Avvocato Gulisano. Signor Litrico, lei poco fa ha parlato del signor Mangiorno. Lei conosce personalmente il signor Mangiorno? Dove l'ha conosciuto? L'ho conosciuto in cantiere a Vasco, l'ho conosciuto anche una volta alla Nicchigardo, gestita dal signor Nania. Di quale, Del Consiglio Nania. di quale Mangiorno stiamo parlando? Scusi, avvocato Colisano, di quale Mangiorno Mangiorno stiamo... Francesco. Che ha chiamato Iuzzo Ferraro, lo chiamava. Il periodo se lo ricorda? Prego. In che periodo? Nel periodo ricordo che sono stato messo 85, 86, se non ricordo male, non lo posso girare. Io gradirei che lei specificasse meglio quella vicenda relativa all'appartamento che poi fu dato in affitto a tale abruzzese. L'abruzzese e gestiva la Nicchigari, che poi è passata a Nania Antonino, credo che si chiamasse, genero del signor Mangione.
noi possiamo dire che la proposta le venne fatta da Spampinato, cioè lei non può dire che Mangion si interessò perché lei desse in affitto il suo locale ad Abruzzese. No, signori, non disse a me Spampinato. glielo disse, fu una proposta di Spampinato, quindi lei non può affermare che effettivamente Mangion Francesco si interessò perché lei desse in locazione o in uso l'appartamento. Praticamente sì, questo sì, l'altro. Però poi siccome Abruzzese anche ospitava il amico dell'onorevole Grillo. No, scusi, lasci perdere. E Abruzzese andò ad abitare in questo appartamento? Sì, signore. Per quanto tempo? Ma penso qualche anno, un paio d'anni. Da solo o con la famiglia? Non penso io fosse diviso dalla moglie, aveva così, insomma, per poco. Penso che lo so. Scusi, penso, in che senso? Ritiene lei o ricorda? No, scusi, so che lui era sposato, non so se era separato o era divorziato. Con Giancarlo eravamo amici, però non entravamo nel merito nell'ambito familiare. A me non mi interessava saperlo. Quindi andò ad abitare nell'appartamento abruzzese? Sì, lui qualche volta si lamentava che era nei guai perché giocava abbastanza, quindi a ricchicare glielo stavano togliendo perché era sotto usura di posto, di Maria, di coglione, e se lo andava di questo. Scusi, lei che ha detto poco fa di aver conosciuto Mangion Francesco in 2 occasioni, mi pare. Sì. La prima fu presso il cantiere dell'Asco e la seconda, ha detto, nei locali della Nike Car. Sì, per fare una ricchicare. Sì, ma a che proposito? Cioè, Perché ho comprato una Maserati dalla ricchicare. e la Nike Car era gestita dal genero del Mangion. Quindi in pratica lei conobbe il Mangion che verosimilmente stava nell'autosalone, ma per motivi leciti, non per fatti di criminalità, per motivi leciti. E quando il Mangion venne nel cantiere dell'Asco, perché venne? Così, perché Spampinato conosceva il retto, conosceva Mangion, la conosceva tutti. Quindi in pratica possiamo dire un avventore sempre per motivi leciti. No. Un amico di Spampinato. Spampinato diceva diverse volte, dice il superare e il braccio destro di Santa Maura. Quindi tu... Ripeto Spampinato, naturalmente non sapevo so che tu io operato, quindi io questo e l'ho accettato. Quindi tutto quello che lei sa su Mangion lo sa per averlo appreso da Spampinato? Non le risulta che il Mangion abbia mai svolto attività delinquenziale? A lei direttamente non risulta? Grazie, ho finito. Presidente, chiedo scusa, l'avvocato Napoli sono. Eccomi. Siccome io domani mattina sono impegnato in Cassazione e quindi non potrò essere qua alle 13, lei consente... Signori, avete a disposizione 10 minuti. A me bastano. Ma c'era anche l'avvocato Calì che si era inserito. Presidente, io domani purtroppo non ci posso essere, sono in Cassazione impegnato. Grazie, avvocato Calì. Avanti, avvocato Napoli. Sì. Bravo. Signor Litrico, lei poc'anzi, se ho capito bene, ha detto che a proposito di quei 1000 appartamenti costruiti, prego? 1000 vani, scusi, costruiti insieme a Spampinato, alcune mansarde sono state vendute a Santa Paola Benedetto. Alla moglie o alla convivente? Alla convivente di chi? Signori, vi invito alla calma. L'udienza è tolta, coraggio. Si interrompe. Avvocato Napoli, domani lei se ne andrà in Cassazione e qualcun altro farà il controesame al suo posto. Il signor Litrico è licenziato per stasera.
Ci vediamo domani alle 12:30. Scusi, signor Presidente, se consente un attimo solo. Basta, avvocato, non le consento. Io, signor Non le Mangio, consento, avvocato, non le consento, perché qui gli imputati devono mettersi in testa che si devono comportare da persone civili e rispettose delle norme di legge che impone l'osservanza del silenzio, vieta l'intervento diretto durante la discussione dei testimoni, specialmente quando si tratta di particolare tipo di testimoni. Non sono ammessi più interventi di questo genere, udienza e tono. Signor Santapaola, domani, dopo che sarà finita l'escussione di Litrico, stasera io ne ho abbastanza. Buonasera. lui è sbagliato.
Martini? Questo sono porte, questo del porto sono porte.